Eccomi, attaccare subito dopo un filmato che riprende immagini così note e suggestive di un capolavoro della cinematografia che ormai molti anni è difficile, ma non l'abbiamo scelto a caso. Qui adesso avete visto nelle ultime inquadrature, nelle ultime immagini, la grotta dove in questa piccola isola di Flores, nella parte orientale dell'attuale Indonesia, è stata scoperta questa forma di ominide. Io risponderò, in realtà io farò una lunga introduzione all'intervento di Dino Mainardi, che è la cosa migliore che si possa fare quando capita di parlare prima di un grande maestro come lui, e vi spiego brevemente qual è l'impatto, il significato, qual è l'importanza di questa scoperta, perché è una scoperta così rivoluzionaria e anche così interessante. Perché questo Hobbit Man, come è stato chiamato negli Stati Uniti simpaticamente, questo ominide così piccolo, una sorta di pigmeo ulteriormente rimpicciolito, appartiene a tutti gli effetti alla famiglia ominide, quindi appartiene al cosiddetto albero o cespuglio dell'evoluzione umana. È interessante perché avete visto anche brevemente l'immagine delle tracce che ha lasciato questo ominide, in particolare gli attrezzi che avete visto adesso in chiusura di questo filmato, che sono abbastanza sofisticati e vi fanno vedere anche la bellezza di questa disciplina, la paleoantropologia, che non ambisce all'esattezza naturalmente della fisica e della matematica, perché è una scienza, se vogliamo, più alla Sherlock Holmes, che deve ricostruire delle storie plausibili sulla base di tracce spesso molto frammentarie, anche se di recente esistono metodi come le comparazioni genetiche che sono state usate anche in questo caso, che rendono come dire, la base empirica di questa scienza un po' più forte, un po' più ampia. Qual è l'importanza di questo ritrovamento? Primo dato importante, molto brevemente. Gli attuali abitanti di quell'isola di Flores e gli attuali abitanti dell'Indonesia non discendono da quell'ominide che avete visto, da quel piccolo Hobbit Man. Voi dite, sì, ma cosa vuol dire questa cosa? Com'è possibile? Quelli se ne stanno nella stessa isola, ma non sono discendenti l'uno dall'altro. Questa è esattamente la prima scoperta interessante. Hobbit Man, l'Homo floresiensis, è un discendente di Homo erectus, quindi di una forma molto antica, centrale nel nostro albero genealogico, che ha un rapporto di parentela, è cugina nostra, ma non è il nostro antenato diretto. Com'è possibile che sia successo un fenomeno di questo genere? Per capirlo dobbiamo renderci conto che l'evoluzione umana, oggi lo sanno gli scienziati che la studiano con attenzione, è stata come dire, interessata da due grandi migrazioni, da due grandi diaspore fuori dall'Africa. Le cose probabilmente, stando alle prove non solo archeologiche ma anche genetiche che abbiamo a disposizione oggi, sono andate probabilmente in questo modo. C'è stata una prima grande diaspora dei nostri antenati, Homo erectus o Homo ergaster, come viene chiamata adesso la variante africana, risalente a circa 1,8-2 milioni di anni fa, così facciamola semplice, e che ha interessato tutto il vecchio mondo. Sostanzialmente in quest'epoca così antica, questi nostri antenati hanno cominciato ad uscire dall'Africa, sono arrivati in Medio Oriente e hanno poi colonizzato quello che definiamo vecchio mondo, cioè l'Europa, l'Eurasia, spingendosi fino alle estremità orientali dell'Asia, quella che oggi è la Cina e quella che oggi è l'Indonesia. Probabilmente spingendosi fino a queste estremità è successo che in qualche modo, che ancora conosciamo poco, una popolazione di Homo erectus si è spinta fino all'isola di Flores, che era un'isola anche allora, anche se probabilmente connessa da uno spazio di mare più ristretto, e lì si è fermata. E lì si è poi successivamente evoluta, trasformata, adattandosi a questa piccola isola indonesiana. Poi che cosa è successo? Che molto tempo dopo, e questo è molto importante da capire oggi perché qui sta il nocciolo, il segreto per capire l'evoluzione umana nella sua teoria, nella versione più recente, molto tempo dopo, intorno a 150, 120 mila anni fa, quindi vedete che ci siamo spostati a un tempo molto più recente, c'è stata una seconda grande diaspora fuori dall'Africa, cominciata probabilmente in luoghi molto vicini alla precedente. E questa è la diaspora di Homo sapiens, cioè la nostra,
è la nascita della nostra specie, nascita africana, una nascita quindi vedete molto recente, che spinge di nuovo queste popolazioni sapiens fuori dall'Africa e fa sì che loro, come dire, ripercorrano in qualche modo i vecchi tracciati dell'antica diaspora. E così succede un fatto che fino a poco tempo fa era considerato quasi, come dire, inspiegabile o scandaloso, ovvero che i sapiens che arrivano dopo, con questa seconda diaspora, incontrano fisicamente i discendenti della prima diaspora, cioè quelli che stavano lì già da un sacco di tempo. E così succede che i sapiens incontrano i discendenti degli Erectus, incontrano i Neanderthal in Europa e probabilmente hanno anche incontrato i discendenti di Erectus in questa isola di Flores. Nulla esclude che abbiano convissuto, cioè che abbiano vissuto proprio insieme anche per lunghi periodi, finché poi, e qui finisce la storia un po' tristemente, se vogliamo, dal punto di vista evoluzionistico, in qualche modo noi rimaniamo da soli, cioè sostituiamo tutte le forme che incontriamo nel nostro cammino e che erano a noi lontanamente imparentate dalla loro origine africana. Ecco perché allora Flores, che è in realtà il residuo di un'antichissima storia, non è il nostro antenato diretto, ma è un nostro cugino con il quale noi probabilmente abbiamo convissuto. Altro fatto sconvolgente è che noi abbiamo convissuto con questa nostra specie cugina fino a un tempo estremamente recente, lo ricordavamo prima, 18.000 anni fa. E qui ci sono conferme quantitative fatte con l'orologio molecolare abbastanza affidabili, orologio molecolare anche con datazioni tipo fisico abbastanza accurate. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che, detto in soldoni, fino a una manciata di millenni prima di quella che noi chiamiamo storia con la S maiuscola, quella che inizia, diciamo, nella mezzaluna fertile, su questo pianeta esistevano almeno due specie, e qui il linguaggio non ci aiuta, umane, subumane, preumane, non so quale termine scegliere perché sono tutti abbastanza ambigui, contemporaneamente. E, come ricordava molto bene Armando Massarenti poco fa, se andiamo indietro soltanto di un'altra manciata di millenni, 30.000 anni fa, e immaginiamo che un extraterrestre cada sulla Terra per sbaglio 30.000 anni fa, ci trova tre specie, umane, preumane, subumane, contemporaneamente. Trova noi, i sapiens, sparsi ormai per tutto il vecchio mondo e anche il nuovo mondo ormai, i Neanderthal in Europa, il Floresiensis in Asia e così via. C'è chi dice addirittura che potrebbe essercene una quarta in Estremo Oriente, quindi un'altra convivenza con un altro discendente di Homo erectus. Allora, questo significa quindi che fino a pochissimo tempo fa su questo pianeta esistevano diverse, tante specie umane contemporaneamente. Lascio a voi immaginare quali possono essere le implicazioni filosofiche, evoluzionistiche generali di questa scoperta. Noi siamo soli qui in quanto specie umana soltanto da pochissimo tempo. Tra l'altro con l'occhio degli evoluzionisti, che è un occhio che ragiona sui tempi lunghi, davvero noi siamo una specie da sola qui come rappresentante della famiglia ominide da un battito di ciglia dell'evoluzione, da un lasso di tempo brevissimo. Eh, Questo ha delle implicazioni interessanti, per esempio, anche rispetto alla storia europea, la storia del popolamento antico europeo, è molto interessante perché con ogni probabilità è successa la stessa cosa anche qui. L'Europa è stata abitata da quelli che erano arrivati prima, gli Erectus, che hanno dato origine alla forma famosissima che conoscete tutti dell'uomo di Neanderthal, che è il vero europeo autoctono, e poi molto tempo dopo sono arrivati i sapiens, che ancora una volta hanno convissuto con il Neanderthal e poi in qualche modo lo hanno estinto circa 27-28 mila anni fa. Quindi i veri europei autoctoni erano i Neanderthal e noi siamo letteralmente i primi immigrati in Europa. Noi siamo arrivati dopo e abbiamo sostituito delle forme a noi precedenti. C'è una seconda implicazione, vado veloce perché abbiamo pochi minuti, dobbiamo mantenere un ritmo sostenuto, che se viene confermata questa nuova teoria, questa nuova, in realtà non è nuovissima, ma insomma risale a una decina di anni fa quando è stata formulata in modo completo, avete un'implicazione molto importante, significa che la specie umana è molto giovane. Homo sapiens è nato probabilmente, stando a tutti i dati genetici e archeologici che abbiamo, non più di 200.000 anni fa in Africa e poi qualche tempo dopo è uscito dall'Africa. Tra l'altro, dal punto di vista biologico e anatomico, la nostra specie è anche molto stabile,
Cioè, se voi guardate dei sapiens di 200.000 anni fa o di 160.000 anni fa, sono molto simili a noi dal punto di vista anatomico e da tutti i punti di vista, diciamo, morfologici. Quindi siamo una specie anche apparentemente, dal punto di vista morfologico, abbastanza stabile. E allora questo cosa vuol dire? Vuol dire, per esempio, un fatto interessante, che se siamo una specie così giovane, perché guardate che davvero 160-200.000 anni dal punto di vista evoluzionistico sono poco, sono un lasso di tempo ristretto, significa che contrariamente a quanto abbiamo pensato per tanto tempo nel Novecento, le cosiddette razze umane, cioè la suddivisione in varietà profonde della specie umana, probabilmente non ha ragione di esistere, come ha sostenuto con molta forza anche un grande genetista italiano come Luigi Luca Cavalli Sforza. Perché non ha ragione di esistere? Perché, come lui ci insegna bene, non c'è stato il tempo sufficiente per una separazione biologica e genetica in grandi ceppi dell'umanità. Da qui la scoperta molto importante che tutta l'umanità condivide un patrimonio genetico estremamente simile, con pochissime differenze genetiche che incidono sui caratteri morfologici esterni, no? Quindi sugli adattamenti locali, ai diversi ecosistemi a cui noi ci siamo adattati, ma sotto c'è una unità genetica pressoché totale. Quindi non possiamo parlare, secondo questa scoperta, di suddivisioni di razza di tipo biologico per gli esseri umani, ma soltanto di popoli, di etnie e naturalmente di suddivisioni culturali. Il che è una metafora interessante, perché vuol dire che noi siamo una specie unica dal punto di vista biologico e genetico, ma capace di produrre una straordinaria diversità di popoli, di etnie e di culture, quindi una sorta di unità nella diversità. Poi c'è un ultimo, secondo me, significato importante di questa scoperta, che a prima vista vi sembrerà molto banale, ma in realtà banale non è per niente. Questo simpatico pigmeo, nostro cugino, Hobbit Man, era così piccolo probabilmente in virtù di un adattamento tipico delle isole, si chiama nanismo insulare. È un fenomeno molto conosciuto dagli evoluzionisti che fa sì, stranamente, diciamo in modo abbastanza bizzarro, che specie al di sopra di una certa taglia tendono a diventare più piccole e quelle al di sotto di una certa taglia invece tendono a diventare un po' più grandi. Per cui potete trovare dei roditori molto grossi oppure dei mammiferi, come in questo caso questo nostro parente, che si rimpiccioliscono. Quindi è una sorta di Homo erectus, immaginatevi, che diventa più piccolo, tutto più piccolo in proporzione, anche il cervello era quello praticamente, anche se la metafora è scorretta, era come quello di uno scimpanzé sostanzialmente come quantità, ma in realtà non è il cervello di uno scimpanzé, è il cervello di un erectus che per nanismo diventa più piccolo, che cosa ben diversa. E pensate che nonostante questa capacità cerebrale così ridotta, avete visto quali sofisticati strumenti era capace di produrre? Questo è un mistero e questo è un interrogativo abbastanza importante e interessante che rimando naturalmente al professor Mainardi. Allora, perché questa scoperta, questo fatto che anche noi, in questo caso un rappresentante della nostra famiglia, siamo diventati più piccoli? Vuol dire due cose, una un po' più tecnica su cui sorvolo velocemente, che nell'evoluzione l'isolamento geografico è un fattore evoluzionistico importante, che la geografia è fondamentale, che la divisione di nicchie ecologiche, il crearsi di barriere geografiche è un fattore evoluzionistico molto importante, che va nel senso di quello che diceva Armando Massarenti prima, cioè che oggi abbiamo forse una visione dell'evoluzionismo un po' più pluralista, non solo geni, ma anche fattori ecologici, fattori geografici su larga scala sono stati importanti per decidere alcuni eventi fondamentali dell'evoluzione. Però c'è un altro messaggio che è un po' più radicale su questo, e questo mi permette di cedere la parola poi al professor Mainardi, ovvero che naturalmente questo è una forma di nanismo che è dovuta all'immersione di questa specie in un ecosistema particolare, il che ci fa capire che quella famiglia ominide, quel cespuglio ominide, in realtà è stato immerso in una molteplicità di ecosistemi eterogenei. E questa è una banalità assoluta dal punto di vista evoluzionistico, lo sappiamo da più di un secolo, anzi da un secolo e mezzo, da quando è nata la biogeografia, che le cose funzionano così. Però dirlo per le specie umane non è così banale, perché questa scoperta fa vedere in modo ancora più lampante che è oggi impossibile stabilire delle eccezioni particolari per l'evoluzione umana.
Gli evoluzionisti stessi hanno cercato, oserei dire disperatamente, di trovare nell'evoluzione umana delle particolarità, delle eccezioni assolute rispetto alle normali regole dell'evoluzione. Allora si è detto che l'evoluzione dell'intelligenza, della coscienza, doveva essere sottratta alla logica evolutiva. Si è detto che l'evoluzione umana era un'evoluzione lenta, progressiva, di tipo lineare, cosa che non succede quasi mai nella storia del vivente. Anche quella era un'eccezione. Ecco, tutte queste eccezioni oggi sono cadute una dopo l'altra e anche questa scoperta di Flores ci fa capire un messaggio semplice ma che non deve essere percepito come un messaggio disarmante o preoccupante, cioè che anche la nostra storia, come quella di tutte le altre forme viventi, ha seguito le stesse regole evoluzionistiche, cioè oggi più che mai vediamo che gli stessi meccanismi evoluzionistici all'opera per tutte le altre specie hanno funzionato con molta precisione anche nel caso dell'evoluzione umana, che infatti oggi ci rappresentiamo come un cespuglio o come un albero estremamente lussureggiante o ramificato, proprio come facciamo con tante altre forme viventi a noi più vicine o più o meno vicine, no? E allora Stephen Jay Gould una volta disse Homo sapiens è un glorioso accidente e molti si arrabbiarono per questa definizione di gloria. Cosa vuol dire che Homo sapiens è un glorioso accidente? Dal punto di vista evoluzionistico vuol dire che noi siamo l'ultimo ramoscello di una storia estremamente complessa, dentro la quale ci sono state tante specie, non sappiamo quante, c'è chi dice 14, limitando molto, c'è chi dice più di 20, e che in qualche modo eventi locali, eventi ambientali, contingenti hanno avuto un ruolo importante nella nostra storia. Allora Steve Jay Gould diceva sempre, se nell'evoluzione umana noi ripetessimo il film 50 volte, io non sono sicuro che per 50 volte arriveremmo sempre a Homo sapiens in fondo, no? Alla fine di questa storia. Il che però non significa, e qui faccio un riferimento, se vogliamo, anche all'attualità, non significa affatto che l'evoluzione biologica, e fra queste l'evoluzione umana, è semplicemente affidata al caso. Quante volte noi sentiamo dire che evoluzione biologica vuol dire che tutto è successo per caso, che l'evoluzione è stata affidata al caso, che noi siamo figli del caso. Questo è un concetto, dal punto di vista filosofico, completamente diverso, perché è un'evoluzione casuale, è un'evoluzione in cui tutto può succedere, in cui è un lancio di dadi. In realtà non è stato affatto questo. L'evoluzione biologica, come dire, ha come suo fattore anche il caso, le mutazioni genetiche, le derive genetiche, sono fenomeni che chiamiamo casuali, ma questi fattori si inseriscono in una dinamica che è frutto della selezione naturale, di fattori come la migrazione e così via, che hanno una loro logica. Sono delle regole evoluzionistiche che creano dei pattern esplicativi, cioè dei quadri esplicativi che possiamo riconoscere. Quindi non è vero che noi siamo figli del caso. Certo, siamo figli di una storia che forse poteva andare diversamente, ma è una storia che contiene delle regole. Non le chiamiamo leggi, perché le leggi le dobbiamo lasciare ai fisici, perché non sono proprio delle leggi così universali come quelle dei fisici, ma sono dei pattern, cioè sono degli schemi esplicativi che ci aiutano moltissimo a ricostruire questa storia. E allora un glorioso accidente perché? Perché dentro questa straordinaria capacità creativa che ha la natura e che poi è rappresentata e descritta dalla teoria dell'evoluzione, che proprio per questo dobbiamo chiamare al singolare la teoria dell'evoluzione, anche se dentro poi ci sono tante interpretazioni diverse, ma la teoria dell'evoluzione ha un suo corpus logico coerente e al momento non ce n'è un'altra che la sostituisce. Bene, questa storia è stata capace di creare un glorioso accidente, cioè una specie che, pur essendo frutto di dinamiche pienamente naturali, ha tuttavia delle caratteristiche inedite, ha delle caratteristiche uniche nella storia naturale, in positivo e in negativo naturalmente, anche se adesso non ho tempo di approfondire questo. E come dire, questo concetto mi permette di lanciare adesso la palla a Danilo Mainardi, che proprio di questo tema della continuità e dell'unicità presunta della nostra specie è uno dei maggiori esperti e vi ringrazio.
Ecco, una piccola osservazione prima di dare la parola al professor Mainardi, che potremmo anche pensare, come sostiene un primatologo oggi, che questi nostri cugini, cioè di questi nostri cugini ce ne siano anche di presenti oggi, perché secondo questo primatologo Morris Goodman, noi saremmo anche, diciamo, quelle che consideriamo delle specie tutto sommato abbastanza diverse dalle nostre, come quelle come i gorilla e gli scimpanzé, sarebbero nient'altro che degli ominidi, sarebbero appunto gli ominidi che convivono sulla Terra in questo momento. Ma naturalmente questa è una tesi controversa, difficilmente accettabile, ma se ci pensiamo anche le cose che ci ha raccontato adesso Telmo Pievani non sono così pacifiche, ecco, cioè si fa un po' fatica rispetto ai canoni conoscitivi a cui siamo abituati ad accettare questa idea e soprattutto a tutte le idee filosofiche, teologiche, metafisiche che hanno accompagnato la nostra concezione del vivente. Certo, però, di buone ragioni per considerarli nostri cugini, e forse non solo questi, ma anche tutto il regno animale, io credo ce ne fornirà parecchi adesso Danilo Mainardi, tra l'altro facendoci vedere alcuni filmati che io credo veramente siano molto esplicativi di questo. Quindi gli do la parola e prego anche di far partire il filmato. Ah, no, 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 prima... no, prima devo... Pensavo che fosse un commento al filmato. No, 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 io perfetto. Allora dai tu il via al chiederò, filmato. chiederò poi io, eh, ho 3 brevi filmati, ma ve li farò vedere durante il mio intervento. Eh, Pievani ci ha raccontato che 20.000 anni fa c'erano 3 specie umane su questa terra. Massaventi si è posto la domanda, eh, ma è lo scimpanzé, il gorilla? Certo sono nostri parenti anche loro, certo sono parenti anche un po' più distanti, e parente vicino, parente distante, in un'ottica strettamente biologica, lo si può veramente misurare da un punto di vista della percentuale di geni, di informazione genetica in comune che noi abbiamo, per cui tutti siamo parenti. Allora si può andare più in là e si può misurare. Il fatto che vengano messi dentro o al di fuori di una categoria sistematica è un problema, direi, molto da specialisti, mentre invece la misura della parentela è un fatto molto più concreto e molto meno discutibile. Rimane il fatto che noi siamo abituati, la nostra cultura proprio ci ha abituati a essere l'unica specie umana, e allora è un po' sconvolgente vedere che ce ne sono state abbastanza recentemente delle altre. Il fatto di essere l'unica specie umana ha, diciamo, in un certo senso anche facilitato gli studiosi di questa specie nel definire quelli che sono gli importanti specifici, perché nel mondo ci sono milioni di specie animali e di specie vegetali, molti milioni, ogni specie è diversa, ogni specie ha il suo specifico. Se qui invece che degli esseri umani ci fossero state delle giraffe avrebbero potuto dire esattamente la stessa cosa, che dicendo noi siamo l'unica specie con delle caratteristiche che nessun altro ha, e per la giraffa è immensamente importante avere un collo che consente di arrivare fino là in alto, perché è la strategia più importante per stare al mondo, perché mangia delle piante che hanno una vegetazione così alta, per cui ogni specie ha il suo specifico. È nell'ambito degli specifici che noi abbiamo molto pensato, solo nostri, a un punto tale da dire l'uomo e gli animali, da sbattere tutti gli altri animali viventi da un'altra parte. Credo che importantissimo sia la nostra capacità di produrre cultura. Produrre cultura ci ha resi diversi, è un fatto che ci ha consentito di fare cose che nessun'altra specie ha potuto fare,
nel bene e nel male, perché al giorno d'oggi che siamo di fronte a grossi problemi di tipo ambientale, i problemi di tipo ambientale derivano proprio da questa nostra così forte capacità di produrre cultura. La caratterizzazione culturale della nostra specie ha così influenzato lo studio della nostra specie che fino a qualche decennio fa c'erano due antropologie, l'antropologia fisica e l'antropologia culturale. L'antropologia fisica era un problema da biologi e ci raccontava di un uomo che era veramente molto simile agli altri mammiferi. E poi c'era l'antropologia culturale, ma la cultura era una cosa da umanisti, non era una cosa da biologi, come se la cultura ci fosse piovuta dal cielo, fosse qualcosa che non aveva niente a che vedere con l'antropologia. Per cui se si andava ad ascoltare, come è capitato a gente della mia età, l'antropologia raccontata da un antropologo cosiddetto fisico, ci raccontava un uomo completamente diverso dall'uomo dell'antropologia culturale. C'era proprio un uomo spaccato a metà. Poi è successa una cosa, secondo me, che forse molti si sono dimenticati, ma che però è stata di fondamentale importanza. E questo è avvenuto, diciamo, come un fenomeno strano a cui non è stato dato molta importanza intorno agli anni 30 del secolo scorso, e poi negli anni 50 e poi andando avanti sempre di più, si è scoperto che molte altre specie, ma non solo nostri parenti, non solo altri primati, ma specie di uccelli, roditori, perfino invertebrati, avevano delle piccole capacità culturali. E a questo punto è importante dire cosa si intende per cultura, perché non tutti, diciamo, anzi per moltissime persone quando si parla di cultura è la cultura con la C maiuscola, no? Quella cultura che differenzia un uomo colto da un uomo meno colto, che sa il latino, che sa la filosofia e cose di questo genere. Però, se noi vogliamo vedere che cos'è effettivamente nel senso più generale la cultura, noi dobbiamo capire che è un particolare, è una particolare capacità di apprendere e di trasmettere l'appreso. Tutti gli animali, più o meno, sono provvisti di istruzioni genetiche su come comportarsi, e questi sono gli istinti, sono risposte di pronto uso per situazioni in qualche modo attese, per cui di fronte a una certa situazione l'animale lo sa già, perché lo sanno i suoi meccanismi innati, quella che è la risposta corretta, e cioè adattativa. Però siccome non tutto è prevedibile, ogni specie ha anche uno spazio per poter adattare sulla base delle sue personali esperienze il proprio comportamento, e cioè apprende, fa tesoro dell'esperienza, e accanto alla sapienza della specie si costruisce una sua esperienza personale. Questo lo sanno fare tutti gli animali, un pochino perfino i protozoi. Però quando l'animale muore, muore anche questa sua sapienza che è andata a integrare alla sapienza che invece ha ereditato geneticamente. Allora si è scoperto che certe specie sociali questa esperienza non la buttano via, ma la possono trasmettere ad altri individui. E questo è perché hanno differenti capacità di apprendimento che vengono dette in senso generico di apprendimento sociale. Un animale apprende quello che ha appreso, la scoperta che ha fatto, la passa a un altro, che la passa a un altro, che la modifica, e questa è la trasmissione culturale. Questo diventa un nuovo fenomeno di eredità, ed è l'eredità culturale, che dipende dalle capacità di apprendimento sociale, e questo determina fenomeni di evoluzione culturale. Noi siamo però l'unica specie vivente, devo dire vivente perché devo pensare a quelle altre specie appena estinte, noi siamo l'unica specie vivente che si è andata specializzando come animale produttore di cultura, per cui tante specie lo sanno un po' fare,
ma noi praticamente abbiamo buttato via quasi tutto il resto, non abbiamo quasi più istinti. La maggior parte di quello che noi sappiamo non l'abbiamo scoperto noi, non abbiamo noi fatto l'esperienza, ma l'abbiamo ereditato culturalmente. Noi siamo il vero e unico animale culturale e questa è sicuramente una grande specificità della nostra specie. Però è molto interessante vedere che molte specie di animali che hanno certe caratteristiche devono essere molto sociali, e devono soprattutto vivere in un ambiente dove i cambiamenti sono abbastanza repentini, oppure specie colonizzatrici e che di conseguenza devono colonizzare ambienti diversi per i quali non servirebbe niente una sapienza scritta dentro, e queste hanno capacità di apprendimento sociale, e la scoperta che altre specie hanno queste capacità innanzitutto ci ha raccontato quelli che sono i primitivi significati adattativi di questa nuova forma di apprendimento. Se una specie, una popolazione è capace di apprendimento sociale, basta che un individuo trovi la soluzione ad un problema che rapidamente lo passa a tutti gli altri, 24 ore dopo tutti gli individui possono avere risolto il problema, per cui per un colonizzatore sociale questa è una cosa di importanza enorme. Sicuramente tra gli animali capaci di apprendimento sociale e di conseguenza di produrre piccoli fenomeni di eredità e di evoluzione culturale, i primati sono quelli più dotati. Praticamente i primati hanno notevoli capacità di trasmissione culturale, di evoluzione culturale. Gli scimpanzé sono straordinari da questo punto di vista. Soprattutto c'è una specie, è lo scimpanzé cosiddetto normale, l'altro è il bonobo, è lo scimpanzé pigmeo, ma lo scimpanzé pigmeo sono pochi individui, poche popolazioni, per cui non si è potuto vedere bene. Lo scimpanzé normale, d'ora in poi lo chiamerò semplicemente scimpanzé, è invece suddiviso in molte popolazioni isolate tra di loro, e lo studio di queste popolazioni ci ha fatto vedere che questi animali si differenziano per una quantità enorme di abitudini diverse trasmesse culturalmente. Esattamente, secondo una indagine complessiva fatta un paio d'anni fa, ben 65 abitudini differenti che riguardano aspetti comunicativi, usi di arnesi, differenti soluzioni di problemi, cose di ogni tipo, il modo di curarsi da certe malattie e così, si distribuiscono in modo diverso in 7 popolazioni, così che culturalmente ognuna di queste 7 popolazioni di scimpanzé è diversa culturalmente da tutte le altre, ha delle sue abitudini. E qui possiamo vedere il primo filmato, e credo a questo punto mi è stata data l'istruzione di mettermi qua, dove vediamo un paio di esempi che riguardano, forse è bene spegnere la luce, vediamo un paio di esempi di raccolti in natura. Regardez ce jeune chimpanzé par exemple. Il transforme une tige pour en faire une sorte de canne à pêche. Però con la luce accesa credo che non si veda molto bene. Il veut attraper des fourmis et des termites qui se trouvent dans un endroit inaccessible. Les raisonnements mis en œuvre dans cette situation prouvent que les chimpanzés se représentent la nature de la tâche à effectuer. Vi dico di che si tratta. Sono, diciamo, due poi lo vediamo adesso poi magari teniamo sempre la luce spenta in modo che io vado avanti, o se si può avere una lucina piccola, perché adesso noi vediamo due piccoli esempi di abitudini che rappresentano delle soluzioni di problemi trasmessi culturalmente. In un primo vediamo della costruzione di semplici arnesi
che sono... Chiedo il microfono. Dovrebbe funzionare anche questo. Ma quello però... Non so perché mi hanno detto di venire qua. Sì, per questione proprio di luce. Ah, ecco. Deve parlare qui. Questo qui non funziona. No, è quello per un'altra cosa. È per un'altra cosa. Regardez ce jeune chimpanzé, par exemple. Il transforme... Ecco, qui vediamo costruire degli arnesi molto primitivi, cioè dei bastoncini che vengono... Il veut attraper des fourmis et des termites qui se trouvent dans un endroit inaccessible. No, è così è giusto. Io mi ricordo quando ero giovane si usava la lavagna, il gesso e la lavagna, e non succedevano tutti. Con l'aumentare delle tecnologie aumentano spesso questi piccoli inconvenienti. Io non so quello che voi vedete, ma insomma si dovrebbero vedere degli scimpanzé che si preparano dei bastoncini con i quali poi li mettono dentro in certi buchi dove ci sono delle formiche o delle termiti. E qui siamo passati al secondo esempio, dove invece in un'altra popolazione vengono raccolte delle noci e poi hanno delle, diciamo, postazioni stabili, dove questi animali hanno delle specie di incudini e martello, e anche questa è una caratteristica che viene trasmessa culturalmente. Però io ho dei filmati bellissimi e non vorrei rovinarli con tutta questa luce, anche perché ci perdiamo, diciamo, forse una delle cose più... Provo ad andare a vedere, mi metto, sì, perché proviamo a vedere se è vero che qui si vede bene, perché io sono uno sperimentale. Sì, sì. Ecco, scusate, però aspettate un momento prima di mandare il secondo filmato, perché lo devo... Fermate il filmato. Ecco. Questi sono, diciamo, fenomeni di trasmissione e evoluzione culturale che avvengono nell'ambito di popolazioni naturali, quello che vi dicevo prima. Però con questa specie molto intelligente è stato anche possibile fare degli esperimenti di straordinario interesse per penetrare nella qualità della mente di questi animali facendo un trapianto culturale, e cioè insegnando loro delle cose che sappiamo fare noi. Siccome questi animali non sanno imitare vocalmente, ma però hanno notevoli capacità di imitazione gestuale, è stato possibile, allevando di questi animali con un gruppo di umani che parlava usando il linguaggio gestuale dei sordomuti, insegnare loro a comunicare col linguaggio gestuale. E questi animali hanno dato non solo la dimostrazione di poter utilizzare questa gestualità, ma hanno anche dimostrato che la loro mente era in grado di generalizzazioni, di utilizzare di questo linguaggio per pensare come facciamo noi. Io ho potuto assistere a esperimenti in cui proprio un animale pensa, anticipa questo, diciamo, quello che vorrà poi fare, sulle capacità di questo animale. Noi qui vediamo prima la ricercatrice che si chiama Beatrice Gardner, che spiega come questa scimmia è in grado di dire apri e poi lo userà in modo generalizzato per far aprire le stesse cose con un gesto che è questo gesto. Fa così con le mani, vuol dire apri. Se ha fretta, prima di dire apri fa così, fa un altro gesto e vuol dire apri in fretta. E adesso possiamo vedere questa cosa. The signs for open in Atlas land is made by holding the flat hands together and then parting them. Open. Hurry is made like this. Open, hurry. Open.
Washoe combine verbe et adverbe, ouvrir et vite. Elle utilise le mot ouvrir aussi bien pour ouvrir une porte qu'un cartable ou une boîte. Elle saisit donc la signification du verbe et peut l'adapter à diverses situations ou à des objets différents. Ecco, quello che è interessante è proprio questa capacità di generalizzare. Io l'ho visto in un'altra circostanza dove non riusciva a aprire il dentifricio e lei faceva così, cioè è capace di generalizzazione, il che è un modo già più raffinato di usare il nostro linguaggio. Questi esperimenti sono stati molto dibattuti e c'è stato anche chi non ci credeva che fosse vero, non sto a riportarvi tutta la polemica, ma comunque hanno avuto un avanzamento, e cioè non più questi animali comunicavano in questo modo, ma è stato insegnato loro a comunicare anche, perché poi comunicavano anche in tanti altri modi, usando la tastiera di un calcolatore, in modo che le risposte fossero date in un modo molto più asettico, che non ci fosse la possibilità di dare dei segnali subliminali, eccetera, eccetera. C'è uno scimpanzé straordinario da questo punto di vista che si chiama Kanzi, che sa fare delle cose inimmaginabili. Quello che vi faccio vedere io, e che è una cosa nuova, che non è mai stata vista, almeno in Italia, è che questo scimpanzé, che capisce perfettamente quando gli si parla con le parole, un certo giorno gli hanno dato in mano un telefono e gli hanno detto ascolta. E lui ha sentito una persona che era da un'altra parte per la prima volta, senza sapere niente, che gli parlava, gli diceva delle cose, e allora è molto interessante non solo vedere che lui sa rispondere, a un certo momento gli domanda ti piacerebbe avere una sorpresina? E lui col calcolatore risponde sì. E cosa ti piacerebbe avere? E lui risponde una marca che mi hanno detto che c'è anche in Italia di cioccolatini, rispondendo MNS, ci sono delle persone che la conoscono anche in Italia, ma io vi invito anche a guardare l'espressività facciale, perché voi vedrete tutta lo stupore, la meraviglia alla fine con in mano il microfono, che si interroga su come è possibile una cosa del genere, che lui sente una voce, prima va a cercare, va a vedere in giro, è un episodio che dura 2 o 3 minuti, credo di avervi detto abbastanza e a questo punto potete vedere. Let's get our cue. Comme les psychologues, vous considérez peut-être que les animaux réagissent aux stimuli immédiats et à rien d'autre. Alors regardez cette séquence. Kanzi a l'habitude de communiquer avec les humains en leur présence. Il est donc naturellement intrigué par cette voix sans corps et part à la recherche de son interlocuteur. Kanzi, Kanzi, somebody wants to talk to you on the phone. Somebody has something to say to you. You better listen. Sit down here and listen to what they say. Sit down right here. Kanzi, this is Janine. I'm just talking to you. Kanzi, I want to tell you something. Listen on the phone. Kanzi, I was going to come see you. I'm going to bring a backpack with some surprises. Would you like some surprises? Can you tell me if you'd like some surprises? You would? C'est la première fois que Kanzi se sert du lexigramme pour répondre au téléphone. Sa réaction montre qu'il peut faire abstraction de la présence physique de son interlocutrice pour communiquer. Tell me what food you'd like. Some food surprise. Surprise. Kanzi, would you like a juice or some M&Ms or some sugar cane? M&Ms. You like M&Ms? Okay. Ecco, questa era l'ultima documentazione, almeno di questa prima fase, e possiamo anche accendere tutte le luci in questo momento.
chiedo scusa se ho preso un po' in mano la situazione, ma soffrivo troppo a non farvi vedere queste immagini. In realtà questo tipo di ricerche, prima di tutto, ci ha fatto vedere che noi siamo animali culturali perché ereditiamo geneticamente le capacità di apprendimento sociale e di tutte le altre, diciamo, caratteristiche che sono importanti, come per esempio anche quella di imitazione vocale, che poi diventa imitazione verbale. Ma la scoperta delle piccole culture animali ha consentito anche proprio di approfondire gli aspetti genetici che riguardano questa caratteristica che sembrava al di fuori da ogni dominio della biologia, e di conseguenza io credo che da un lato questo ci estende ampiamente. Noi siamo l'unica specie specializzata come specie culturale, ma non siamo l'unica specie capace, e poi siamo l'unica specie perché probabilmente quelle altre specie che sapevano fare tutte quelle belle cosette di cui ci ha parlato Pierani si sono andate estinguendo. Questo non vuol dire in realtà che diciamo che la nostra è una specie animale come tutte le altre. La nostra è una specie straordinariamente diversa, proprio anche perché le capacità intellettive della nostra specie, che si sono andate evolvendo anche in funzione dell'evoluzione culturale, hanno consentito di acquisire una serie di informazioni su noi stessi e sul mondo che nessun'altra specie è in grado di fare. Siccome nell'ambito della struttura di questo incontro esistono anche delle domande che sono arrivate via email prima, io ho lasciato un certo tipo di questi problemi per rispondere a queste domande, che potrò anche illustrare con qualche filmato, per cui io finirei qui questa mia prima parte di intervento. Perfetto, grazie.